Confindustria Veneto, con il suo presidente Enrico Carraro, preferisce attendere il prossimo passo dell'esecutivo prima di entrare nel dibattito, perché sullo sblocco dei licenziamenti già a luglio serve il passaggio del Parlamento e i sindacati promettono battaglia. Certo è che i conti per la Regione Veneto sono già stati fatti. Ecco quanto costerebbe limitare il blocco licenziamenti contenuto nel decreto Sostegni bis. Noi abbiamo un potenziale aumento dei licenziamenti economici post-moratoria di circa 6.000 licenziati in più ogni trimestre. Annualizzandolo fanno 24.000 licenziamenti solo per tornare ai flussi normali del 2019 ed è una stima anche prudente perché da un lato abbiamo un dato di partenza che sono 8.600 lavoratori che sono già oggi formalmente coinvolti in procedure di crisi aziendali già aperte in Veneto e fino ad oggi congelate, ed è la componente più esposta. Dall'altro il nostro calcolo è sottostimato anche per il fatto che parliamo del confronto col 2019 in cui la situazione economica era di gran lunga migliore. Rispetto a 10 anni fa, il terziario, il mondo dei servizi, era in grado di accogliere chi usciva dal mondo del lavoro perché licenziato, un settore che il Covid ha però messo in ginocchio. Ecco perché il via libera ai licenziamenti ora sarebbe catastrofico. La nostra economia regionale è stata letteralmente terremotata dal Covid. Meno 9% di PIL, meno 10% di investimenti, meno 12% di consumi, meno 8% di export e così via. Su un punto sindacati e industriali sembrano trovare l'accordo. La formazione è necessaria per le nuove sfide della competitività, ma in cassa integrazione la formazione non si può fare. Condividiamo che le attività di formazione e di qualificazione dei lavoratori debbano interessare anche i periodi, ad esempio in cassa integrazione